lo dice anche Giolitti, voi non avete idea di quanto siamo poveri e di quanto sia debole l'Italia. Voi non sapete che durante le guerre di Libia dovevo falsificare i bollettini per far vedere che quando si vinceva solo se eravamo 10 contro 1. Non avete idea del nostro esercito e dei nostri generali, che sono degli incompetenti, che sono tutte le persone che le famiglie nell'esercito mandavano praticamente solo i più stupidi, che poi diventavano tenenti generali. E questa è l'impostazione di Giolitti. Però c'è un dato statistico che rende più l'idea. La produzione di acciaio che c'era in quegli anni là. Per ogni tonnellata prodotta dall'Italia, l'impero austro-ungarico ne produceva 3, il triplo. La Francia 5, l'Inghilterra 6 e la Germania ne produceva 19. Era spaventoso. Ovviamente produzione di acciaio vuol dire cannoni, elmetti, corazzate, tutto quello che serve per la guerra. Oltre al fatto che appunto andando a conquistare le colonie bisognava comunque andare in guerra, erano già in guerra già da anni. Allora, dichiarazione di guerra all'Austro-Ungheria. L'Italia dichiara guerra all'impero austro-ungarico il 24 maggio del 1915, varca il confine a Stupizza con i bersaglieri, entra a Caporetto, non trova alcuna resistenza, arriva fino a ridosso di Tolmino. C'è un velo di truppe austro-ungariche che riesce giusto a tenere, però l'impero austro-ungarico effettivamente ci mette qualche giorno per trovare un po' di truppe per bloccare questa avanzata, perché l'idea dell'Italia era: noi arriviamo in 2 o 3 settimane, si arriva a Trieste, in 2 mesi arriviamo a Lubiana, in 6 mesi arriviamo a Vienna. Ovviamente di tutto questo, a parte la fine della guerra, sapete un po' com'è finita, ma non avremo praticamente nulla, insomma. E con questo modo bellicoso, ecco, non ci arriveremo combattendo. Il conflitto si ferma a Tolmino e si ferma lungo tutta la linea dell'Isonzo. Come sapete hanno combattuto da Bovec, da Montenero, lungo l'Isonzo, fino al basso Isonzo, fino sul Carso Triestino, dove erano ammassate il più delle truppe. Qua non ce n'erano tantissime all'inizio della guerra. Le battaglie dell'Isonzo sono state in tutto 12, la 12ª è stata lo sfondamento di Caporetto, le altre 11 battaglie abbiamo sempre attaccato noi e sono state tutte battaglie dell'Isonzo, quindi vuol dire che non siamo andati avanti di tanto, perché si chiamano tutte battaglie dell'Isonzo effettivamente. Noi eravamo un po' più forti perché eravamo più freschi. L'Austria-Ungheria era più forte di noi, però aveva 10 mesi, 1 anno di guerra alle spalle ed erano logorati, oltre al fatto che l'esercito, i nostri all'inizio della guerra non facevano la fame, verso la fine della guerra un po' sì anche gli italiani. Gli austro-ungarici facevano la fame, ma veramente. Alla fine della guerra i soldati in media austriaci nel 18 in media pesavano 45 kg. Giusto per rendere l'idea. Le perdite su queste battaglie dell'Isonzo, sommando le perdite sia italiane che austriache, perché stiamo parlando della guerra in generale, noi, si parla, la prima battaglia 25.000 perdite tra morti, feriti e prigionieri, nella seconda 92.000, nella terza 110.000, nella quarta 74.000 e così avanti fino alla 10ª con 188.000 e l'11ª con 228.000. L'11ª battaglia è forse stata l'unica che ci ha fatto avanzare di 8-10 km sulla Bainsizza, dietro il Carso Triestino, dietro Gorizia, insomma. E nel 16 abbiamo preso Gorizia, abbiamo preso il Montenero, anche qua è stata una bella impresa, però se si vuole conquistare terreno è inutile conquistare montagne, perché arrivi su, prendi la montagna, poi dopo devi tornare giù. Si svolge tutto nel fondovalle. I nostri fronti italiani sono questo fronte orientale e il Trentino.
Però anche il Trentino, il nostro generale Cadorna, ritiene che sia troppo stretto per combattere, per avanzare. Quindi il Trentino si sta fermi e si spinge verso Trieste. L'ultima battaglia, l'11ª della Bansizza, effettivamente è quella che fa paura di più all'esercito austriaco, perché cominciano a ragionare se ci fanno un altro attacco in autunno, e qua siamo già nel 17, l'11ª battaglia, si fanno un altro attacco nell'autunno e sfondano e arrivano a Trieste. Ora volevo fare una piccola parte della serata appunto dedicata un attimino più ai giovani. Vorrei riportare il 1915, quindi il 14 e il 15, al 2024-2025, gli anni che verranno. Quindi 1914 sarà 2024, non eravamo ancora in guerra, il 24 maggio del 2025, ipoteticamente, entriamo in guerra. Nell'agosto del 2024 stanno svolgendo il servizio di leva, che dura da 2 anni, il servizio di leva è di 2 anni, le classi 2004 e 2005, e saranno i primi soldati impiegati. Entro maggio del 2025, quindi prima della dichiarazione di guerra, saranno richiamati immediatamente in servizio la classe 2003, che ha da poco finito i 2 anni di leva, e le classi 2002, 2001 e 2000. Con l'ingresso in guerra del maggio 2025, corrisponde al 15, ricevono la cartolina verde, che è quella che richiama le armi, i ragazzi del 2006, che devono presentarsi entro 48 ore presso il comando del distretto di Padova, assieme ai più anziani, che sono tutti nati dal 1984 al 1999. L'anno successivo, nel 2026, recluterà i ragazzi del 2007, poi quelli del 2008, che si presenteranno invece al comando di Udine, che da Padova hanno aggiunto comando a Udine, e dopo un breve addestramento di sole 2 settimane, quelli del 2008, assieme a tutti gli altri, saranno in trincea durante lo sfondamento di Caporetto. Chi si salverà troverà riparo oltre il Piave dal novembre del 2027 e da gennaio del 2028, quindi 1918, si aggiungeranno ancora alla guerra i ragazzi del 2009, che corrispondono ai famosi ragazzi del 1899. Ho fatto anche qualche video. Gli ultimi chiamati alle armi sono i nati del primo quadrimestre del 2010. Anche questi partiranno in guerra e per fortuna verranno utilizzati solo in terza linea. Tutti voi ragazzi per i prossimi 3 anni e mezzo trascorrerete la vostra vita in una trincea, salendo e scendendo dalle montagne con 30 kg di zaino alle spalle. D'estate con il caldo torrido sul Chiarso o d'inverno sul Monte Nero o sui monti del Veneto con 2 degli inverni più rigidi che si possano ricordare. Meno 20 gradi di notte e metri di neve. Ogni giorno in una trincea che se vi va bene è scavata nella roccia, se vi va male è esposta al vento gelido e alle bufere di neve. Inoltre, quasi ogni giorno venite bombardati da delle granate per ore, con schegge di ferro e sassi che volano da tutte le parti, protetti solo da un elmetto di lamierino e con gli scarponi immersi nel fango. Ma la trincea vi protegge comunque dalle schegge. E allora gli austriaci cosa fanno? Inventano delle bombe temporizzate, shrapnel, che esplodono in aria sopra la vostra testa, in modo tale che le schegge di ferro e piombo vi arrivino in verticale fin dentro la trincea. E ogni giorno ci sono feriti e qualche morto. Se poi vi trovate sul Chiasso triestino, dovrete ogni 2-3 mesi andare all'assalto della trincea nemica attraversando 100 o 200 metri di campo libero, schivando i reticolati e con gli austriaci che vi tagliano a metà sparandovi con le mitragliatrici. E se non conquistate la trincea nemica e rimanete vivi, rifarete l'assalto alternandovi con i vostri amici quasi ogni giorno per 1 o 2 settimane di seguito. Dovrete fare i conti con le pulci e i pidocchi che trasmettono malattia, i cadaveri in putrefazione che non potrete andare a recuperare a 10 metri da voi fuori dalla trincea,
e il colera che si diffonde nelle trincee. Quindi quando finalmente avete conquistato quella cazzo di trincea, la trovate piena di cadaveri che dovete ammassare per paura del colera, del tifo o la dissenteria, e con la calce viva ci fate un bel cerchio attorno in modo che nessun putredume esca da quel cerchio. Finalmente un po' di tregua nella nuova trincea, conquistata, ma si continua a mangiare male, cibo in scatola che non arriva ogni giorno, e mentre lo mangi sei in mezzo alla sporcizia, non ci sono eccessi, e stai dove è meno peggio. Hai una piccola ferita, un graffietto, e diventa una grave infezione. Solo per malattie si stima siano morti 100.000 soldati. La classe con più morti sarà la classe 2005, e in totale verranno mobilitati alla guerra quasi 2 milioni di uomini, che rispetto alla popolazione attuale in Italia vuol dire 10 milioni e mezzo di uomini in guerra. Moriranno tra le file italiane il 12% dei soldati, 650.000 uomini, soldati, e 600.000 civili. Il 25% sarà gravemente ferito o menomato, e l'8% sarà fatto prigioniero o sarà disperso. In questa sala io ho contato circa 20 uomini nati tra l'84 e il 2010. Torneranno a casa solo in 16 e saranno gravemente feriti, che vuol dire perdere una mano, un occhio o una gamba, 5. Quindi 11 torneranno indenni, 4 non tornano e 5 ci tornano malissimo. Grazie a tutti. Musica di Giulio Codicio. Inviolabili pensieri e incontri sul pelo dell'acqua. Stai ascoltando Il confine, storia nord-est di Amerigo d'Arbolowake. Un viaggio attraverso la storia e le storie della gente che ha vissuto questi luoghi. Il confine, storia nord-est. Lo trovi anche su Spotify, Amazon Music e Google Podcast.